amici belli, si iscrivono al canale, Leorio, Barto, benvenuto, ma subito, aspetta, perché poi noi dobbiamo parlare, ci dobbiamo divertire, Antonio, D'Andrea, per esempio, dobbiamo fare le pagelle, dobbiamo parlare un po' di quello che si è detto nella cosa, ma Young, allora, cominciamo, basta girare, perché poi girano, cominciamo. Allora, amici bellini, dov'è che si gode? Qui, ma non solo qui, si gode un po' in tutta Napoli, in tutto il mondo, perché si stanno accorgendo in tanti adesso della freschezza del Napoli, di Kvaratskhelia, come la volete. Quindi si sono iscritti in tanti, siete fortissimi, continuate a lasciare like perché vi siete resi conto che sono propedeutici per le prestazioni del Napoli. Noi ci scherziamo su, ma alla fine il pensiero positivo, la legge d'attrazione, l'essere tutti uniti nella speranza che il Napoli ci sorprenda. Io ho pure ancora un po' sonno, non ho fatto ancora niente delle cose, giusto un po' il caffè, ma andiamo a divertirci. Io voglio fare pagelle belle gonfie di numeri importanti, e ho fatto anche qualche screenshot per farvi vedere qualcosina che sicuramente magari già avete visto. Spero di farvi vedere anche qualcosa che non avete visto, e quindi possiamo andare già con un Abraham tattico. Ma prima che io mi sposto e ancora non c'è nulla, però insomma vediamo con gli screenshot che cosa esce. E questo il primo, perché poi io devo capire. Sì, allora benissimo. Tra l'altro Napoli, per tutti i meme, Napoli è pericoloso, gli hooligan, ne stiamo vedendo di ogni colore, di tutti i colori proprio, anche a Via Marina. Stenderei veli pietosi e vi farei notare in questa fase come il Napoli arriva alla primissima azione. Vedete che siamo al 29esimo secondo, Lobotka che si va a prendere il pallone da Rachmani. Io voglio sottolineare il movimento che fa appena Lobotka prende il pallone. Il movimento lo fa Zielinski verso di lui, e faranno poi questo 1-2 che poi non vi posso far vedere, ma Zielinski viene incontro a Lobotka per dargli lo scarico del passaggio, e poi la palla finirà a Di Lorenzo che servirà in profondità Osimhen. È tutta lì la partita. È tutta qui, in questi movimenti che fa Zielinski, e in un Liverpool che, lo dobbiamo sempre dire, era meno performante, era meno sul pezzo uomo su uomo, erano un po' mosci nel seguirci. E allora questi movimenti dei centrocampisti, che i nostri erano veramente dappertutto, hanno creato delle difficoltà, e poi il Napoli è stato molto verticale ad approfittare di questi buchi che lasciava la difesa del Liverpool molto alta. Quindi andiamo a vedere come si sviluppa questa situazione, e vi faccio vedere anche delle cosine, capito, divertenti, diciamo, che magari nessuno ha notato. Spero di farvi vedere delle cose. Per esempio, questo è subito dopo il tiro di Osimhen, che con un movimento fulmineo è bravo. Noi diciamo sempre, attenzione, che Osimhen è in fuorigioco, ed è vero. In questo caso però è stato bravissimo a girare intorno a Gomez, che aveva delle difficoltà importanti ieri. Gomez ci ha dato una grossa mano, mentre Politano era in offside. Quindi andiamo a vedere. Ma io qui vi volevo far notare questa cosa sopra, che c'è Kvara che dice: ah, me la dovevi dare a me. Quindi i due ragazzi che sono molto affamati, Kvara e Osimhen, questa è una delle quelle cose che Spalletti, Di Lorenzo, Anghissà o chi per loro, insomma i leader, perché poi Anghissà può parlare di più con Osimhen, che si conoscono di più, eccetera, eccetera. Osimhen si sente leader di Kvara che comunque vuole dare di più per la sua nazione. A proposito, ieri ero in macchina, e come voi sapete, vi iscrivete al canale Telegram perché adesso si fa il fantacalcio. Oggi è il giorno in cui tengo mezz'ora disponibile, e quindi tutti gli abbonati venissero a me perché facciamo il fantacalcio e ci divertiamo, il fantascarso. Io in macchina, giustamente dietro c'ho lo stemma del Napoli, di conseguenza molto spesso vengo affiancato da juventini, da interisti, eccetera eccetera. Ieri mi si affianca uno nel traffico e fa "Forza Napoli" con un accento strano. Ha detto "Yes, Forza Napoli", magari hai visto la partita, eccetera eccetera, perché quando il Napoli gioca in Champions se lo vedono tutti anche all'estero, e allora Forza Napoli. Dopodiché il traffico avanti e indietro, e questo mi fa "Kvaratskhelia". Ho detto allora va avanti, e gli vedo, io c'ho il simbolo del Napoli e lui c'ha il simbolo della Georgia, e quindi nel traffico "The boy is good", fa lui, però volevo il gol, ma ti sta calmo, come tu ti devi stare calmo, tu tifoso georgiano, anche
anche Kvara si deve stare calmo e deve capire che quello che ha fatto ieri, nonostante senza il gol, è stato fondamentale, perché spacca le difese, quindi va bene così, calma, non deve essere il capocannoniere assolutamente. E quindi reclamare la cosa che poi farà pure Ossi, quindi ci divertiamo a vedere queste cose qua. Qui facciamo vedere al momento del passaggio di Di Lorenzo come Virgil van Dijk è un po' statico, ma secondo me anche volontariamente, perché vuole mandare in fuorigioco Politano che anticipa il movimento. Ora il passaggio di Di Lorenzo invece va verso il centro, è profondo, forse anche troppo, però è lì la forza di Osimhen che gira intorno a Gomez. Gomez cerca di seguire la linea di Van Dijk, non la segue benissimo come vedete Alexander-Arnold, perché Kvara nel frattempo è andato molto in fuorigioco, ma quello è un errore di Alexander-Arnold perché anche lui dovrebbe stare più in linea, ma sono pochi centimetri in realtà. E quindi qui viene uccellata la difesa del Real Madrid, del Liverpool, perché Osi gira intorno, è in posizione regolare con una zampata, toglie il pallone ad Alisson e poi non riesce a inquadrare la porta e prende il palo, ma fa bene anche a provarci, non scherziamo proprio. Altra cosa che vi voglio far vedere in questa analisi con immagini, poi passeremo ai voti. Questa che cos'è? Questo è praticamente un passaggio lungo di Meret, che sottolineiamo bene, lungo non lunghissimo però, diretto su Olivera, che scambia con Zielinski. Poi qui Zielinski, invece di chiudere il triangolo, Olivera farà il taglio al centro. Questa è l'azione che porterà al rigore del Napoli. Olivera continua centralmente, un po' alla Hernandez, guardatemi negli occhi, un po' alla Hernandez, quello che vi avevo detto quest'estate. Olivera continuerà, ma Zielinski serve Kvara. Kvara servirà Olivera che aveva continuato la corsa e poi lo stesso Olivera chiuderà il triangolo con Kvara che andrà fino in fondo e servirà il cioccolatino a Zielinski che, tirando verso la porta, prenderà il braccio di Miller, che doveva, ricordiamolo, essere già ammonito lì, e quindi l'espulsione per Miller era proprio nell'aria e doveva accadere, quindi in questo caso il Napoli è stato un po' penalizzato dagli arbitri, si può dire, c'è stato bisogno? No. Abbiamo visto questa cosa qui, rivediamo in questo caso quello che porta al rigore procurato da Osimhen, è un bellissimo lancio intelligente di Anguissa e anche qui Osimhen è bravo. In questo caso Virgil asseconda la corsa di Osimhen pensando di poterlo controllare, ma Osi sposta il pallone all'ultimo momento e Virgil, Donati, Van Dijk lo scarpesea, come termine proprio tecnico, il piede, e quindi il rigore c'è e non c'è dubbio. Peccato che poi l'abbia sbagliato proprio Osi. Andiamo a vedere un altro screenshot perché io mi diverto tantissimo. Questo è proprio il controaltare, e il controaltare in questa ripartenza dove Kvara è in possesso di palla è proprio Osi che invece sbraccia, ma lì come fai? È giusto darla ad Anguissa che poi la darà a Zielinski che poi gli darà il cioccolatino e porterà il gol di Anguissa. Se sbaglio qualcosa voi mi correggete nei commenti perché io sto ancora rummen e non c'è dubbio, oppure potete aggiungere le vostre cose. E qua facciamo vedere il cioccolatino di Zielinski dall'alto, questo 1-2 con Anguissa che poi non è nemmeno strettissimo, perché qui dobbiamo far vedere le pecche di questo Liverpool non concentratissimo. Vedete la linea difensiva come è tutta storta e dovevano stare molto molto più attaccati a Zielinski che trova lo spazio per poi servire Anguissa che è bravissimo, non fa un gol banale Anguissa, di sinistro la mette sul primo palo, tocca il palo, Alisson è riuscito a valanga e insomma ci siamo proprio divertiti. Come ultimo screenshot vi faccio vedere questa cosa qui che è il gol poi che porterà il gol di Simeone. Qui Kvara ha già deciso, questa è la verticalità di sto ragazzo e che punta sempre l'uomo. Qui lui ha già deciso, riceve palla da Olivera e ha già deciso che Alexander-Arnold se lo farà in velocità, quindi si autolancia, vedete, non prova il dribbling, lancia il pallone in avanti, se lo brucia in velocità, continua, dopodiché davanti a Kvara si metterà Gomez, ma con un altro contrasto Kvara recupererà il pallone e darà anche lui un cioccolatino, una candy al bravo Simeone che poi insaccherà a porta vuota. È importante anche starci lì, quindi i gol non sono mai banali e poi sono molto emozionanti perché mamma mia è la favola di Simeone che si fa il tatuaggio eccetera eccetera. Siamo ai voti, quindi divertiamoci anche con i voti. Io non lo so qua quanto viene lungo sto video, ma chi se ne frega, cioè Napoli-Liverpool, partita storica, partita epocale. Se mi dimentico qualcosa come al solito, a Navas diamo 7, la battuta abbiamo capito, Meret però merita adesso anche di essere chiamato con il suo nome, perché poi che faccio proprio io che mi ingrippo col fatto di Kvara, Taratelia, Meret 7, fa delle parate non difficilissime
male fa, mi è piaciuto, sta prendendo confidenza anche con i lanci con i piedi, e non so a livello di comunicazione con la difesa, ma comunque è stata una partita di livello. A Di Lorenzo diamo 6,5, non un voto più alto proprio perché alla fine il 4-1 viene da un suo controllo di petto, e l'ha detto anche lui, non precisissimo, e Diaz nel secondo tempo è l'unico del Liverpool che ha avuto poi la pericolosità oltre al gol, e quindi Di Lorenzo lì deve stare un po' più attento. Però come avete visto dagli screenshot comunque partecipa alla costruzione, e buona partita per il capitano. Rachmani 7,5, Kim 7,5, non mi sento di poter dare di meno a due difensori normali. La normalizzazione dei difensori che quando sono magari pressati, che si sa che il Liverpool ti pressa forte, possono anche metterla in fallo laterale, non c'è nessuna vergogna a farlo, e poi ci risistema, si resta concentrati e bravi entrambi. Do un 7 ad Olivera, che anche lui come avete visto dagli screenshot ha partecipato molto, anche lui abbastanza normale, niente di eccezionalissimo, ma è così che ci servono. Qua però a centrocampo io devo dare 9 ad Anghissà, non penso di poter dare di meno. Poi non so se questi voti Peppe li vuole mischiare con quelli del campionato, se vogliamo fare due cose diverse, ma io devo dare 9 ad Anghissà perché sta distribuendo anche assist, è andato in gol, cosa rara per lui, lo trovi dappertutto, danza sul pallone, si mette davanti e non si fa fare, se si fa fare fallo da ammonizione, veramente inequivocabile, inevitabile. Anch'issa a Lobotka diamo 7,5, anche lui ha dimostrato di essere umano con un paio di passaggi sbagliati, ma come movimenti è stato fondamentale. E fatemi dare un 9 anche a Zielinski quando se lo merita, 2 gol, assist e cose varie, presentissimo nella manovra. Noi dobbiamo rinominare, se mi permettete, questo modulo 4-2-1-3, che se vogliamo giocare con i numeretti, perché 4-2-3-1 sì, ma Zielinski non sta fisso qua, Zielinski gira per il campo, quindi è 4-2-1 e poi 3, perché questi 3 comunque stanno in attacco, e Kvara lo sappiamo che punta molto e si avvicina ad Osimhen, mentre Politano, Lozano insomma così, però Politano ti garantisce un po' più fase, quindi è 4-2-1-3 volendo giocare con i numeretti, e poi questo 1 si mette dove serve, ma Lobotka e Anghissà in questa forma ti permettono di avere questo modulo ibrido straordinario. Quindi a Zielinski diamo 9, a Politano diamo 6,5, anche lui molto presente nella cosa, anche se non riesce a essere decisivo sempre. A Osi diamo 7, ragazzi, la famosa croce delizia che diciamo, a volte in fuorigioco, stavolta invece si è comportato bene, si procura il rigore, poi lo sbaglia, fa delle belle cose, tiene in apprensione comunque la difesa, insomma Osi è questo, e io me lo tengo stretto, onestamente ce ne sono pochi così. Sbaglierà dei gol, con i piedi non è il più fine dicitore che ci sta in Europa, però insomma è meglio avercelo che non avercelo. Adesso vedremo Simeone all'opera, no all'epoca, perché Osi dovrà recuperare da questo leggero infortunio, ma pare non sia niente di grave. A Kvara voglio dare 7,5, non ha importanza che non abbia segnato, la sua stella ha comunque brillato e ci fa piacere. Diamo 7,5 anche per la favola di Simeone, che poi si rende protagonista anche di un assist nel secondo tempo per Zielinski, poi lo deve toccare 2 volte Zielinski, ma non ha importanza. Do 6 a Lozano, a Zerbin, a Elmas e a Rui per farli partecipare, per farli avere un voto in una serata memorabile dove Spalletti è bravo, anche lui ha un voto bello alto, gli diamo 8, non lo so. I demeriti del Liverpool li dobbiamo tenere presenti, Klopp è stato molto onesto, li dobbiamo tenere presenti perché ci sono e non c'è dubbio, ma il Napoli capace di pareggiare con il Lecce per battere un Liverpool anche in ciabatte che è in vacanza deve fare la prestazione, quindi noi teniamo presente i demeriti del Liverpool che è un po' più moscio e meno affamato, benissimo, ma prendiamoci anche i meriti di un Napoli che invece era affamato, ha azzannato, è stato preciso in zona gol e ci siamo divertiti, ed è così che dobbiamo affrontare la stagione, partita dopo partita, senza dare le sentenze definitive. Adesso diciamo Meret è perfetto, era sempre stato perfetto, così. No, qualche problemuccio l'ha avuto anche lui e abbiamo visto ogni tanto Di Lorenzo si perde l'avversario, l'abbiamo visto, però l'importante è stare sul pezzo, quando fare l'errore rimediare di gruppo, questa è la cosa importante che ci sta spiegando Spalletti, rimediare di gruppo, stare belli stretti, quindi poi la tecnica ce l'abbiamo. Il Napoli quando è sul velluto è bellissimo. In chiusura
È chiaro che molti di voi adesso vogliamo la conferma, la prova del no, la prova di maturità con lo Spezia. Per me non è neanche quella, perché il Napoli può fare benissimo con lo Spezia e noi non dobbiamo dare sentenze. Noi dobbiamo vedere il Napoli quando ci sono le partite che contano, che spostano posizioni in classifica verso la fine, oppure la partita decisiva, le finali che gli piacciono a tutti chiamare. È lì che dobbiamo aspettare il Napoli all'esame di maturità, perché questa partita, onestamente, il Napoli se l'avesse persa nessuno avrebbe detto niente contro il Liverpool. Quindi sul velluto il Napoli è sempre bellissimo. Rivediamo questo gruppo di giovani affamati con poca esperienza, ma che poi possono mettere l'entusiasmo in una situazione dove poi i punti sposteranno una qualificazione o meno, e lì ci divertiremo senza dubbio. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Mi sono dimenticato un sacco di cose sicuramente, perché ci sono tantissime cose. Aspetta, fammi fare una carrellata delle cose. Allora, abbiamo detto che i tifosi inglesi non sono stati carinissimi. Vabbè, medaglia celebrativa per il bambino con la maglia girata al Franchi, e ci siamo. Tra l'altro anche a Parigi hanno fatto togliere magliette a Juventini, colpo Coppola, amico mio, eccetera eccetera, a youtuber, quindi male anche lì. Mentre a Napoli, sottolineiamolo, il tifoso del Liverpool con la maglia del Liverpool giusta e nessuno ci ha fatto niente, quindi bene. Mertens non ne parliamo proprio, è bellissimo vederlo nel fossato. A me piace del San Paolo che erano pieni i settori inferiori, quello mi è piaciuto tantissimo, che poi hanno avuto il premio di poter salutare Mertens da vicino, cosa che era doveroso per il tifoso del Napoli. Quindi Mertens con la maglia Buitoni 10 di Maradona che si fa il giro nel fossato, è veramente straordinario. Il nome del Ciolito, Mertens che urla come un tifoso, e Rachmani in Corona Kim, va bene. Gli arrestati a Napoli i tifosi ubriachi del Liverpool, molto bene, e il bambino costretto eccetera eccetera, gli abbonamenti eccetera eccetera. Cavalchiamo l'entusiasmo ma piano, cavalchiamo pianissimo, e quindi Thiago Motta, la serenità dell'Ajax, De Zerbi, Kvaratskhelia, cuore d'oro che regala gli idoli. Abbiamo ritrovato degli idoli. Da New York, adesso la finisco perché stiamo a 25 minuti di video. Lasciate 1926 like perché è un bel numero. È possibile, 4.000 è difficile, ma se vi iscrivete al canale almeno arriviamo a 14.000, che è un numero a cui io tengo moltissimo. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.